Ben ritrovati gentili amici e amiche alla visione dell'ascolto, edizione della sera di mercoledì 21 febbraio 2024. Incredibile episodio di cronaca questa sera poco prima delle 20 a Pordenone. Due ambulanze sono state inviate in soccorso dei passeggeri di un mezzo del trasporto pubblico. A quanto si è appreso sarebbe stato spruzzato dello spray urticante che avrebbe fatto star male una ventina di persone tra malori e irritazione alla pelle. Molti di loro ricoverati in ospedale per gli accertamenti sanitari. Sul posto la polizia locale e i carabinieri. Sotto osservazione le telecamere interne del mezzo pubblico per risalire agli eventuali autori. È di recente approvazione la delibera con cui la Giunta di Cividale del Friuli ha approvato un protocollo d'intesa con Torre Natisone Gal per un percorso di confronto, scambio e collaborazione sulle tematiche del turismo sostenibile e della valorizzazione dell'esperienza culturale dei rispettivi territori. Gli ambiti prioritari della futura collaborazione emergono dal testo dell'intesa. In primis c'è la valorizzazione della storia del paesaggio per la fruizione turistica e culturale e l'accessibilità a punti di interesse che mettano in sinergia cultura e natura, non secondaria alla promozione dell'accoglienza turistica sostenibile, di prodotti turistici tematici che si colleghino con itinerari ciclabili esistenti, supportando la fruizione lenta e la scoperta esperienziale dell'area vasta, nel rispetto dei principi di sostenibilità, inclusione e accessibilità. Il dramma di centinaia di migranti che alloggiano al Silos a Trieste, una nota struttura abbandonata e fatiscente vicino alla stazione ferroviaria, perché non trovano spazio nell'accoglienza, è un'emergenza fabbricata. Lo ha detto Gianfranco Schiavone, presidente del Consorzio Italiano di Solidarietà, sostenendo che il numero degli arrivi rimane modestissimo a Trieste. Si tratta in media di 4 persone al giorno. Schiavone è intervenuto in un incontro promosso dal Circolo della Stampa Giuliana sul tema. Il presidente ha parlato di una disfunzione amministrativa inaccettabile da parte del governo e del Ministero dell'Interno, riferendosi alle difficoltà dichiarate di accogliere migranti. Mercoledì prossimo, 28 febbraio, alle 12.30, presso l'ospedale di Udine, al pronto soccorso, si terrà una breve cerimonia per la donazione di un ecografo da parte di Andos Udine, grazie al contributo della banca Unicredit. A seguire, alle 13, presso la sala Perraro, padiglione 1, quarto piano, si terrà una conferenza stampa dal titolo Giornata internazionale delle malattie rare. Chiudiamo qui questa edizione live, ulteriori news come sempre sul nostro sito friulitv.net. Grazie per la visione all'ascolto, non resta che augurare a tutti voi un buon proseguimento di giornata.